Immigrato minaccia farmacista, tutti in quarantena, equipaggio Open Arms sulla Rhapsody a Villa Sicani, arrestato favoreggiatore di un terrorista. Marco Zambuto e Tony Scilla entrano ufficialmente in giunta regionale, gli auguri del governatore della Sicilia Musumeci. Le fiamme sono state troppo violente, le indagini in corso su quanto accaduto al bar agrigentino sembrano indirizzarsi sulla matrice dolosa, danni stimati in circa 100.000 euro. Si insedia Santo Petruzzella, eletto 2 mesi fa, da adesso dirigerà l'Ordine Agrigentino. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, un immigrato entra in farmacia ad Agrigento, minaccia il farmacista con un proiettile perché vuole un farmaco per farne l'eroina dei poveri. È stato identificato dalla polizia. Ci sono i servizi di Eugenio Cairone e del nostro direttore Arturo Cantella. Il Covid non ferma la malavita, che si scatena creando paura ed apprensione anche dove dovrebbe essere difficile agire, come il centro città, come la via Atenea, il salotto cittadino, luoghi un tempo sicuri e adesso in balia della criminalità che non ha colore, si badi bene, anche se cresce il numero di extracomunitari coinvolti in episodi malavitosi, come nel caso che oggi occupa la pagina di Cronaca Nera. Era quasi sera ieri quando un tunisino ha minacciato un farmacista per ottenere un farmaco per il quale serve la ricetta del medico. Si tratta di un prodotto da trasformare in droga. Dal rifiuto del farmacista di via Atenea alle pesanti minacce. Diciamo che è stato provvidenziale l'intervento dei poliziotti delle volanti chiamati da un passante. Il tunisino è stato identificato e denunciato, ma è stato lasciato libero, malgrado a quanto pare avesse dei precedenti. Ma è questa purtroppo la legge italiana e lo sappiamo. C'è da aggiungere che alle 18, con la chiusura dei bar, in via Atenea scatta il coprifuoco spontaneo da parte dei titolari di altri esercizi commerciali che si ritrovano la strada deserta e il rischio dietro l'angolo. Un farmacista però non può chiudere e i malviventi lo sanno. La gente è stanca di vivere in una città che sembra diventata davvero terra di nessuno. Una denuncia forte, quella da lei fatta, che chiaramente interessa non solo il suo settore, la sua attività, che è esposta a rischi anche giorni festivi, la domenica, la notte, ma anche ai suoi colleghi che operano qui nel territorio. Ormai il nostro ambiente cittadino è diventato un pericolo, soprattutto per questo numero enorme di extracomunitari che arrivano quasi giornalmente. Io quello che chiedo è un maggiore controllo della zona, specialmente della via Atenea, che durante le ore serali diventa un po' un problema di tutti e siamo costretti a non poter lavorare con molta tranquillità, sia noi come entità sanitaria ma anche gli altri esercenti che hanno avuto nel passato vari problemi. C'è stata una pronta risposta da parte delle forze dell'ordine che immediatamente hanno anche preso chi si è fatto autore del gesto nei suoi confronti. In ogni caso c'è stata una risposta da parte dell'autorità, carabinieri, polizia, guardia di finanza? Diciamo che prontamente hanno fatto un intervento immediato. Però con mio rammarico me lo ritrovo sempre in giro come se nulla fosse successo. Arrestato favoreggiatore di un terrorista, indagini della Guardia di Finanza Agrigentina. Arturo Cantella. Un'importante operazione giudiziaria è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Agrigento, diretta dal comandante provinciale colonnello Rocco Lopane, in merito all'immigrazione clandestina. Un tunisino esci di Nouri è stato fermato in quanto gravemente indiziato del reato di favoreggiamento personale con le finalità di terrorismo. Avrebbe infatti garantito dall'Italia alla Tunisia la fuga di Abidou Aymen, ricercato in Germania. Tutto ciò al termine di un'accurata indagine
e ha quindi confermato che esiste un asse criminale tra le due sponde del mare di Sicilia e che si serve di potenti gommoni usati talvolta anche dai trafficanti di uomini. Ejed Nouri, per gli inquirenti, ha favorito la latitanza di un noto criminale ricercato dalle autorità giudiziarie tedesche per via del delitto responsabile di un attentato omicidio commesso a Lipsia lo scorso 9 aprile, cui ferì gravemente un cittadino serbo. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla DDA, Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ed eseguito dalla Guardia di Finanza di Agrigento. Il noto latitante Abdi Aymen era già fuggito dalla Germania e trovato riparo a Firenze, in quanto era già stato colpito da mandato di cattura internazionale. Arrestato lo scorso 23 luglio, riuscì a evadere mentre si recava in corte d'appello per il processo. Le indagini condotte dal procuratore aggiunto Sabella e dai sostituti Ferrara e Cesconne dalla DDA di Palermo ed eseguite dalla Guardia di Finanza di Agrigento dimostrano come il criminale tunisino abbia trovato sicura accoglienza in Sicilia, prima in un'abitazione di un piccolo centro della provincia di Trapani, e quindi grazie all'aiuto di Nouri e dei suoi familiari è fuggito in Tunisia. Si inserisce nell'ambito di un'indagine più ampia che la Guardia di Finanza di Agrigento sta conducendo nel settore del contrasto all'immigrazione clandestina. Nell'ambito delle attività abbiamo colto la presenza del fuggitivo Abidi, che si era reso responsabile in Germania di un tentato omicidio, poi era riuscito a scappare alle autorità italiane. Abbiamo riscontrato la sua presenza in Sicilia in contatto con l'arrestato di ieri, Ejed Nouri. Questi l'avrebbe prima lungamente ospitato presso un'abitazione in un paesino della provincia di Trapani e poi nel corso di un viaggio organizzato per introdurre clandestini tunisini in Italia avrebbe permesso all'Abidi di raggiungere le coste tunisine. Quindi un'operazione di contrasto che chiaramente ha alle spalle un lavoro di intelligence notevole. Il fenomeno dell'immigrazione clandestina, soprattutto in territorio agrigentino e trapanese, è un fenomeno ormai stabile e preoccupante. Chiaramente le nostre attività investigative sono indirizzate a individuare eventuali responsabili che in maniera organica organizzano questi viaggi di clandestini in Italia, e quindi un'attività investigativa particolare verso questo settore. Quindi vuol dire che ci sono delle basi qui nelle coste siciliane che favoriscono, diciamo, l'arrivo di questi flussi di immigrati, diciamo, clandestini, no? Il fenomeno dell'immigrazione è articolato e molto complesso. C'è un'immigrazione spontanea di povera gente che si imbarca su natanti di fortuna e arriva sulle nostre coste, ma ci sono anche piccoli gruppi organizzati che favoriscono questo tipo di attività a scopi lucrativi. I migranti salvati dalla Open Arms divisi tra nave Quarantena e Villa Sicania, ma a rispettare la quarantena sarà anche la stessa ONG spagnola e il suo equipaggio. Anche loro restano al largo di Porto Empedocle. Vediamo. Dopo circa 10 ore di attesa, la motovedetta della Guardia Costiera alle 19:30 è entrata in porto con a bordo 56 migranti, donne e minori, che erano stati soccorsi in mare dalla ONG spagnola Open Arms. Sono per lo più di nazionalità etiope. Dopo essere risultati negativi ai tamponi rapidi, sono stati trasbordati sulla terraferma a Porto Empedocle. I migranti, approdati scalzi, sono stati trasferiti in pullman nella struttura d'accoglienza di Villa Sicania a Siculiana, dove dovranno osservare il periodo di isolamento previsto dalla normativa anti-Covid. Poi sono seguite le operazioni di trasbordo dei 209 migranti rimasti momentaneamente a bordo dell'imbarcazione battente bandiera iberica. Ad occuparsene il personale di Capitaneria e Guardia di Finanza, che li hanno portati a bordo della nave Quarantena Rhapsody, in rada a Porto Empedocle. Ed al largo della città marinara resterà anche la ONG spagnola. Non potrà muoversi perché l'equipaggio deve affrontare, secondo le leggi italiane, i giorni di quarantena. E torniamo sulla terraferma. Un immigrato in mutande in strada va in escandescenza, litiga con dei connazionali. Siamo in Viale Cannatello, al villaggio Mosè ad Agrigento. L'uomo pare sia ospite di un centro d'accoglienza della città dei Templi.
Marco Zambuto e Tony Scilla sono i due nuovi componenti del governo Musumeci. La nomina è stata formalizzata ieri pomeriggio dal presidente della regione, Nello Musumeci, che ha accolto le dimissioni presentate dagli assessori Edi Bandiera e Bernadette Grasso. L'ufficio stampa della regione siciliana scrive: Zambuto, avvocato e già sindaco di Agrigento per 7 anni, avrà la delega alla funzione pubblica e alle autonomie locali. Scilla, ex deputato regionale e presidente di Agripesca, si occuperà di agricoltura, sviluppo rurale e pesca. Entrambi appartengono a Forza Italia come gli uscenti. Voglio ringraziare, dice Musumeci, gli assessori Grasso e Bandiera per l'apporto dato al governo con passione e impegno in questi primi 3 anni di mandato. Ai nuovi assessori l'augurio di buon lavoro. Lunedì prossimo, 11 gennaio, ricorre il 25° anniversario dell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, il 12enne sequestrato e sciolto nell'acido dai mafiosi dopo 779 giorni di prigionia. Per punire il padre è diventato collaboratore di giustizia. C'è il servizio di Eugenio Cairone. Coinvolgere gli studenti per ricordare l'atroce destino del piccolo Giuseppe Di Matteo. L'iniziativa è del Parlamento della Legalità con il presidente Nicolò Mannino. Era l'11 gennaio di 25 anni fa quando il piccolo Giuseppe venne ucciso in un casolare di San Giuseppe Jato da brutali assassini, dei mostri che non hanno avuto alcuna pietà. Un omicidio che ha scosso l'opinione pubblica e che ancora suscita orrore tra la gente. Il casolare dove venne ucciso il bambino è diventato un giardino della memoria, perché non si deve scordare cosa la mafia si è riuscita a fare l'11 gennaio di 25 anni fa. L'iniziativa di Nicolò Mannino ha coinvolto anche le scuole dell'Agrigentino, come dice la coordinatrice provinciale del Parlamento della Legalità Antonella Zamputo. L'11 gennaio, dice Zamputo, gli alunni di Agrigento, Ravanusa e Campobello di Licata dovranno ricordare Giuseppe Di Matteo con elaborati e riflessioni. Di orrore ha parlato anche Monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo emerito di Agrigento, auspicando tenerezza per il piccolo Giuseppe. L'intenzione del Parlamento della Legalità è di consentire ai ragazzi di vedere l'atrocità della mafia e dei suoi carnefici. Lunedì 11 gennaio ricorre il 25° anniversario del barbaro assassinio del piccolo Giuseppe Di Matteo, ucciso dai carnefici e sciolto nell'acido. Si trattò di un omicidio spietato che mostrò il volto disumano della mafia ed ebbe l'effetto di aumentare l'orrore popolare verso il fenomeno mafioso. Ringrazio i membri dell'Associazione Parlamento della Legalità Internazionale che quest'anno hanno proposto una interessante iniziativa, un invito a tutte le scuole per organizzare in quel giorno una lezione dedicata all'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Esprimo la mia vicinanza alla mamma di Giuseppe, signora Franca, e a tutti i genitori vittime innocenti della criminalità mafiosa, ma voglio anche affermare la speranza della sconfitta della cultura della morte e dell'affermarsi della cultura della vita, della legalità e della solidarietà. I danni provocati al Gran Café Nobel del Viale della Vittoria di Agrigento dall'incendio che è divampato nella notte fra sabato e domenica dovrebbero ammontare a circa 100.000 euro. Sono danni però coperti da polizze assicurative. I carabinieri sono tornati sul luogo, il Viale della Vittoria, hanno fatto un nuovo mirato sopralluogo. Si cerca di capire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale, ma pare che una delle ipotesi privilegiate possa essere quella dolosa. Troppo violento, infatti, l'incendio. Le scuole superiori tornano in classe la prossima settimana. Scopriamo come e quando con Lello Casesa. Le scuole superiori rientreranno in classe l'11 gennaio prossimo, sempre al 50% ed a condizione che la situazione epidemiologica lo consenta. Elementari e medie riapriranno invece regolarmente il 7 gennaio.
Questa è in sintesi la decisione pasticciata decisa dal governo Conte dopo un tira e molla durato diverse ore ieri sera tra i ministri competenti ed il Presidente del Consiglio. Nei giorni scorsi in Sicilia l'assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto Lagalla aveva disposto con decreto, seguendo le indicazioni nazionali, la ripartenza delle scuole per il giorno 7, una decisione avviata con l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, i prefetti ed il ministro della pubblica istruzione Azzolina. Alla fine, tra chi sosteneva il rientro il 15 ed altri il 7, come più volte ribadito dalla Azzolina, si è trovata come al solito all'italiana, diremo, la mediazione al giorno 11, lunedì prossimo, e sempre al 50%. I ragazzi di tutte le scuole superiori continueranno dunque a ricevere fino al giorno 11 le lezioni a distanza, delegando i dirigenti scolastici alle indicazioni ed alle regole da adottare per disciplinare l'ingresso del 50% di studenti nelle aule. Per il rientro regolare a scuola saranno fondamentali le comunicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità l'8 gennaio e stabilire se confermare la data dell'11 gennaio, visto che nelle regioni rosse non verrà consentita la ripresa delle attività in presenza. Il governo ha trovato un'intesa con le regioni che avevano già annunciato il rinvio della scuola, come il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Marche, ordinanze che oggi il ministro delle autonomie Boccia chiederà adesso di ritirare in modo da uniformare su tutto il territorio nazionale. Santo Pitruzzella, 70 anni, di Favara, è il nuovo presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici di Agrigento. Eletto 2 mesi fa, adesso si insedia ufficialmente. Arturo Cantella. Le recenti notizie della stampa sottolineano una bassa percentuale di vaccini somministrati rispetto a quelli forniti nella nostra provincia. Considerato che ciò determina un ritardo notevole nel raggiungimento dell'obiettivo prefissato, ottenere un'immunità di gregge pari all'80% della popolazione da vaccinare, l'Ordine dei Medici, presieduto dal neopresidente dottor Santo Pitruzzella, invita così la direzione aziendale ad attivarsi per trovare soluzioni celeri e adeguate. Il ritardo nel raggiungimento dell'obiettivo, afferma Pitruzzella, sopra indicato, comporta l'aumento dei contagi, la sofferenza da sovraccarico delle strutture sanitarie, l'aumento del numero di morti, il ritardo delle prestazioni sanitarie, con prolungamento delle liste di attesa e di conseguenza un rallentamento nella ripresa economica sociale. Considerato la popolazione della nostra provincia e le postazioni atte a fare i vaccini, quanto tempo ci vorrà per vaccinare i cittadini? Noi come Ordine ieri sera abbiamo fatto una riunione di esecutivo, abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare con l'ASP in termini qualitativi e quantitativi, dando la disponibilità a volontari che possano vaccinare, dando chiaramente all'ASP le strutture idonee per poter eseguire queste vaccinazioni. Quindi perché dobbiamo fare in modo di accelerare i tempi, perché con queste cifre arriveremo troppo tardi. E quindi con le ripercussioni sullo stato di salute delle persone, sull'aumento dei contagi, sull'aumento dei deceduti, sull'intasamento delle strutture sanitarie e quindi sulle ripercussioni economiche e sociali nella nostra città, per quanto riguarda il nostro punto di vista, ma a livello regionale e nazionale, se vogliamo alzare un poco gli occhi. Lei ha avuto modo di prendere contatti con i vertici dell'ASP, perché addirittura ci risulta che delle categorie siano state dimenticate nella vaccinazione, ma la gente vuole sapere quando sarà il turno degli anziani, delle persone più a rischio, dopo i medici ovviamente. Noi ieri sera abbiamo fatto un comunicato e abbiamo già mandato al commissario dottore Zappia, invitando anche a un incontro con l'Ordine dei Medici per portare avanti questi problemi. I problemi sono tanti, in particolare ci sono state alcune categorie, e mi riferisco principalmente agli odontoiatri, come pure ai liberi professionisti, ai pensionati, ai farmacisti, che non sono stati inseriti in questi elenchi.
Quindi noi abbiamo chiesto alla direzione dell'ASPI anche un incontro per poter appianare questa situazione, quindi inserire che il sanitario, anche se è pensionato, anche se è libero professionista, essendo iscritto all'ordine, è sempre al lavoro, è sempre pronto ad intervenire in qualsiasi situazione sanitaria. Che consigli dare ai medici di famiglia che quotidianamente stanno in trincea e che sono stati, diciamo, un punto di riferimento per le famiglie in questo momento di grave pandemia che ormai dura da oltre un anno? Il medico di medicina generale deve continuare a fare quello che ha sempre fatto, di essere sul territorio il punto di riferimento per i consigli che dà, per le terapie, per gli orientamenti sul trattamento delle patologie in senso stretto, ma anche sulla vicinanza verso il paziente, in particolare verso il paziente affetto da Covid, che psicologicamente sicuramente è a terra e quindi deve fare in modo, e soprattutto il medico di medicina generale è in grado, con una telefonata, di riprenderlo, di farlo stare quasi bene. Insomma, un punto di riferimento anche da un punto di vista umano e sociale diventa, no? Sicuramente da un punto di vista umano lo è sempre stato e lo sarà sempre, e quindi il mio augurio è che la sanità nazionale conti sempre e potenzi sempre di più la medicina del territorio e il medico di medicina generale. L'arrivo inaspettato e repentino del coronavirus, come più volte osservato, ha portato ciascuno di noi a definire nuove routine, nuovi assetti nella propria vita quotidiana, e l'organizzazione del lavoro è uno dei settori che più di tutti ha risentito dei nuovi cambiamenti. Sebbene una buona parte dei settori sia riuscita a organizzarsi con varie forme di lavoro a distanza, è anche vero che molte attività considerate periferiche nel mercato del lavoro hanno subito gravi perdite dal punto di vista economico. Ci sono stati molti licenziamenti e mancati rinnovi dei contratti al termine, mentre molti lavoratori hanno dovuto utilizzare ferie e congedi per ammortizzare il periodo di pausa lavorativa. Sembra inoltre che il 16% dei lavoratori siano occupati in settori che sono a rischio chiusura. I lavoratori autonomi sono stati i più penalizzati dall'epidemia, in particolare chi lavora nel settore dello spettacolo, della cultura, del turismo e dello sport. Coloro che invece sono riusciti a riadattare il proprio lavoro alle nuove disposizioni attraverso forme di smart working hanno comunque vissuto una serie di problematiche legate alla salute, alla privacy e alla gestione dei propri ritmi quotidiani. Sebbene il lavoro da casa abbia portato numerosi vantaggi, come la riduzione dei tempi e dei costi del pendolarismo, la riduzione delle assenze, il maggiore rispetto delle scadenze, l'aumento dell'autonomia lavorativa, la riduzione dei costi aziendali, una maggiore flessibilità di orari e di spazi, non mancano gli aspetti negativi legati alla nuova condizione. È proprio la maggiore flessibilità di orari che ha portato a delle conseguenze negative sulla vita delle persone. Stare a casa anche per lavoro ha favorito una condizione di connessione perenne. In molti casi è risultato difficile riuscire a fare una netta distinzione fra le ore dedicate al lavoro e quelle per il tempo libero. I confini fra la vita personale e quella lavorativa si sono assottigliati. Alcune analisi statistiche hanno rilevato come questo nuovo assetto lavorativo tenda a diminuire lo spazio fisico e psicologico tra vita privata e vita lavorativa. Tra gli effetti negativi di questa situazione vi è l'aumento dello stress lavoro correlato e delle patologie ad esso connesse. Attualmente viviamo nella società della rete, che ha costruito la cultura della connessione, in cui il lavoro può seguire la risorsa umana dappertutto. La tecnologia diventa il mezzo che permette di essere sempre virtualmente in ufficio. In una prospettiva simile diventa importante promuovere e monitorare il benessere psicologico del lavoratore, facendo attenzione alle sue esigenze primarie. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Screening da effettuare sugli abitanti delle baracche di Messina, un'operazione complessa che prevede l'utilizzo di forze dell'ordine e volontari, almeno 7.500 le persone da sottoporre ai test. I dettagli nel servizio. Abbiamo rappresentato una richiesta, la richiesta era stata fatta appunto il 13 novembre, inviata all'amministrazione comunale nella persona del sindaco, con la quale si chiedeva che venissero creati degli ambulatori mobili in tutte le zone periferiche ultrapopolari
in particolar modo ovviamente nelle zone di risanamento, ritenendo che quelle zone, le zone di risanamento che già soffrono di per sé, a prescindere dai problemi che ci possono essere dalla pandemia, potevano rappresentare dei veri e propri focolai, soprattutto in questo contesto legato al Covid. Per onestà intellettuale, dopo qualche giorno il sindaco, unitamente anche all'assessore Calafiore, hanno avuto attenzione, il garbo istituzionale di condividere la proposta, dicendo appunto che l'avrebbero anche veicolata, diciamo, all'ASP per quanto di competenza. Questo per rappresentare che comunque, anche se il sindaco non ha menzionato le municipalità, per carità, che credo tutte le municipalità, sicuramente tutte le municipalità nel loro piccolo hanno cercato sempre di dare il loro apporto, e ribadisco e vi ringrazio appunto nuovamente per la possibilità di dare voce a questa richiesta, la necessità di attuare, al di là del vaccino che già è diciamo in corso, ma la necessità di creare dei veri e propri appunto ambulatori mobili in tutte le zone periferiche, soprattutto appunto nelle zone in cui insistono casette e baracche, proprio perché un focolaio in quelle zone vorrebbe dire un dramma, più che un problema diventerebbe un dramma. Per quanto di competenza delle municipalità, così come credo appunto anche dei colleghi al Consiglio Comunale, ciascuno cerca di dare il proprio apporto. Sicuramente non è facile in una situazione di questo tipo, bisogna sicuramente riconoscere in tal senso comunque l'impegno anche non solo del sindaco, ma anche di Arisme, che in diverse occasioni, una delle quali anche rappresentata da me, diverse occasioni in cui diciamo, ci sono stati dei problemi all'interno di qualche casetta, di qualche baracca, si sono subito prodigati ad intervenire. Quindi, come dicevo, non è il momento di dividere, ma è il momento di essere uniti verso due battaglie comuni che per carità il sindaco ha ben rappresentato. Una è quella del Covid, sicuramente, di una lotta al Covid, e l'altra è quella dello sbaraccamento e del risanamento. Non possono avere dei colori politici, non ci può essere in città lo scontro, ma ci deve essere l'unione di intenti, perché il bene è quello della città di Messina. Proseguono le vaccinazioni in Sicilia, dove si cerca di recuperare ritardo rispetto alle altre regioni italiane. Dall'avvio della campagna vaccinale anti-Covid sono già oltre 18.000 le persone che hanno già ricevuto il vaccino. In particolare, nella sola giornata di lunedì 4 gennaio, in tutto il territorio regionale sono state complessivamente somministrate 8.169 dosi di farmaco su altrettanti cittadini. A Messina, nel centro di Contrada Casazza, si lavora senza sosta. Qui il 31 dicembre scorso sono arrivate le prime dosi di vaccino destinate alla città dello Stretto. Chi fa ricerca ha dei frigo particolari che sono quelli dei -80, ce ne abbiamo tanti altri, azoto liquido, abbiamo -40, quindi ci siamo trovati già pronti per poter accogliere in quantità le dosi. È una responsabilità la nostra, di avere contatto con le persone, quindi il nostro è un dovere preciso di fare il vaccino, a parte che ci crediamo, a parte che siamo assolutamente sostenitori di questa linea che è la prima vera arma contro il virus, però dobbiamo sostenere anche quelli che sono perplessi l'idea che questo non è un vaccino a dosi di virus attenuato, è una grande intuizione di una ricercatrice ungherese che ha con l'RNA messaggero fatto una modifica per colpire la spike, che è la proteina che fa penetrare il virus all'interno delle cellule. Quindi colpendo la proteina, che è la specie di cavallo di Troia, come lo chiamiamo noi, all'interno delle cellule sane, si blocca l'accesso, quindi i rischi sono minori. È chiaro che ci può essere una reazione allergica, ci può essere una qualunque reazione che noi prevediamo, perché fa parte della medicina, fa parte di tutti i vaccini, fa parte della storia della medicina. Noi siamo in questo momento preoccupati per i tempi, perché qualche epidemiologo calcola che se si cammina così si arriverà a completare la campagna vaccinale nell'ottobre di quest'anno, oramai siamo nel 2021 e questo non è compatibile con la ipotesi iniziale che tutti i paesi del mondo stanno cercando di realizzare. Dovremmo accelerare sicuramente.
Saremmo già a disposizione per poter, secondo le indicazioni assessoriali, distribuire il nostro vaccino o applicarlo a tutte le forze dell'ordine. Secondo il primo trimestre dovrebbero essere gli ottogenari, quelli da 80 anni in su, l'RSA, i fragili e tutte le altre figure sanitarie a qualunque titolo interessate che abbiano bisogno della copertura vaccinale. Ricordiamoci poi che pari dosi devono essere pronte per il richiamo fra 21 giorni, nel mio caso da oggi, e poi ci saranno tutta una seconda fascia che riguarda le forze dell'ordine, tutti i servizi essenziali pubblici, per finire con la vaccinazione di massa che si dovrebbe concludere a settembre. Quindi vedete come questi scaglioni non sono compatibili con l'urgenza che c'è. Occorrerebbe che ci fosse una maggiore tecnicità nella divulgazione delle disposizioni e una cabina di regia permanente che potesse evitare la burocrazia e metterci noi tecnici, noi operatori della sanità in condizioni di essere un front office con il territorio. Quest'oggi, 5 gennaio 2021, Peppino Impastato avrebbe compiuto 73 anni. Alle ore 17, in occasione dell'ennesimo compleanno passato in altra ed eterna vita, Casa Memoria dedicherà al suo Peppino un'iniziativa in diretta sulla pagina social proprio di Casa Memoria, ove interverranno Ada Sirelli, Carlo Bommarito, Antonio Fanelli, Giovanni Impastato, Luisa Impastato, Claudia Pinelli, Umberto Santino, Mimma Scigliano, modera Evelyn Costa. Peppino Impastato anche quest'anno avrebbe certamente continuato a far poggiare la sua vita sui pilastri della giustizia, mantenendo alta l'attività di lotta alla mafia e ancora di impegno culturale, sociale e politico, se quest'ultime non fossero state dolorosamente interrotte dalla violenza della mafia. Il suo messaggio continua però a vivere grazie a chi ne ha raccolto il testimone: sua madre Felicia, i familiari, i compagni, il centro Impastato, gli attivisti, nonché le attiviste. Casa Memoria in questo periodo molto difficile per tutti, segnato dalla pandemia da Covid-19, chiusa per rispettare l'ultimo DPCM, ma le attività di chi si impegna in nome di Peppino non si sono mai interrotte, ed anche questo momento di incontro è un'occasione per ritrovarsi, condividere, far crescere lo spirito comunitario e mettere al centro le idee di Peppino fondate sulla lotta alla mafia, l'antifascismo, la giustizia sociale, la libertà. Ed intanto, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre scorsi, alcune persone hanno divelto e rubato la targa del circolo di rifondazione comunista Peppino Impastato di via Porpora 45 in zona Lambrate a Milano. In un video realizzato da un passante si notavano 3 uomini, probabilmente giovani, vestiti con felpe nere e cappuccio, compiere l'atto vandalico. A darne notizia Rifondazione Comunista. Non sappiamo ancora la matrice di questo gesto, ha dichiarato proprio il segretario della Federazione di Milano, Matteo Principe, ma toccare il nostro simbolo che rappresenta lotte sociali e antifascismo crediamo abbia un significato politico chiaro. Non è la prima volta, ancora ribadito, che succede a Rifondazione Comunista, ancora una forza politica che dà fastidio al segretario. Matteo Principe ha commentato invece in una nota la segretaria metropolitana del PD Milano Silvia Roggiani: a nome della federazione va tutta la nostra solidarietà per lo sfregio che offende non solo la memoria di Peppino, ma tutte e tutti noi che ci riconosciamo nei valori della legalità e della lotta sociale. Siamo sicuri che la targa verrà ripristinata al più presto e ci auguriamo che le autorità individueranno il prima possibile responsabili del vile atto. E sì, un atto vile, un gesto che ha certamente toccato le coscienze di tutti noi spettatori increduli e spesso feriti da simili gesti. Peppino riposa nei gentili, giusti, rosei ideali di tutti noi convinti ancora oggi che la criminalità possa, anzi debba essere sconfitta.
Adesso vi mostro un video realizzato da Marco Gallo per il comune di Agrigento, un video voluto dal sindaco e dalla sua giunta. Sono le stesse parole degli assessori e del primo cittadino che lo descrivono. Vullo, Picarella e Franco Micciche dicono sui social network: vogliamo dare alla città fiducia ed ottimismo, poi ancora per ricordare quanto Agrigento sia bella ed infine con l'augurio che il 2021 porti la città dove merita di stare. Vediamo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.